Certo che sì, anzi meglio. Questa lunga sosta ci ha fatto un po', insomma, recuperare le energie e quindi per quanto sì, sia un po' deleterio magari fermarsi per troppo tempo, però abbiamo anche avuto occasione di riposarci un pochino, sia mentalmente che fisicamente e questo fa bene, insomma. Beh, di sicuro non è stato d'animo positivo perché insomma, abbiamo iniziato purtroppo male questo campionato e insomma, da fare dalla metà classifica poi siamo riusciti ad essere addirittura secondi, adesso siamo quarti se non sbaglio, però un punto dalla seconda, insomma tutto questo è chiaramente molto motivante sia per affrontare le partite ma anche per affrontare nella maniera più giusta gli allenamenti. Personalmente conosco la maggior parte dei giocatori perché ci siamo affrontati più volte, che sia in Serie B che sia in Serie C anni fa. La conosciamo anche perché hanno fatto il trofeo Cabras a inizio stagione e quindi insomma sì, abbiamo già avuto modo di conoscerci, è una squadra che esprime un ottimo gioco perché ci sono dei giocatori davvero con ottime esperienze, ottime capacità, per cui speriamo di dare il meglio. Ho visto nascere il progetto assieme alla Sandalion di Quarto Sant'Elena e poi adesso sta prendendo diciamo, questa sua strada da sola, insomma, assieme al contesto del CUS che chiaramente è tutto un ambiente sportivo molto importante. Chiaramente insomma, partendo da zero si vedono molto facilmente tutti gli automatismi che pian piano si sono venuti a creare, per cui diciamo che si può pensare pian piano a creare qualcosa di nuovo, a confermare alcune cose come possono essere parte delle squadre, come può essere la Serie B. Alla fine siamo partiti già con un sestetto già rodato e questo qui questa è una cosa chiaramente che avvantaggia molto l'organizzazione di una squadra anche per l'anno successivo. Per cui pian piano si spera che ci sia una base molto solida da cui poi affrontare con anticipo e con un'organizzazione sempre più assestata alle stagioni successive. Questa di sicuro insomma, è una componente molto importante. Da inizio anno ci ripetevamo, siamo molto amici, siamo molto gruppo fuori dalla palestra, però ancora non si sta innescando quella continuità che poi ti fa vincere le partite e questo adesso sta succedendo invece, per cui siamo un'ottima squadra fuori, riusciamo a trovare il tempo tra chi lavora, chi studia, anche di riuscire ad organizzarci dei momenti in cui stare assieme, senza parlare di pallavolo, insomma, anche se poi alla fine un pallavolista parla sempre di pallavolo, però questo è, diciamo che è una cosa che onestamente non tutte le squadre possono farlo, perché magari ci sono per problemi lavorativi o per problemi di logistica. Qua grazie al CUS che comunque c'è un ambiente molto ospitale e grazie al fatto che ognuno di noi insomma, fa i giusti sacrifici per fare squadra anche fuori dalla palestra, stiamo riuscendo a formare un ottimo team. Allora ragazzi, ovviamente dovete esserci tutti, chi non è mai venuto questa è l'occasione giusta perché un derby è sempre una cosa molto sentita, molto bella, per cui vi invito tutti e con questa vittoria possiamo forse con un po' di fortuna arrivare di nuovo al secondo posto, per cui tutto bello, tutto interessante e vi aspettiamo.